Siamo qui noi riuniti per far sentire la nostra voce, per protestare e per cercare di non cadere nel silenzio e nel dimenticatoio più profondo. Abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento il 3 gennaio, quindi già circa 2 mesi siamo noi effettivamente ex dipendenti della LTM, non sappiamo e stiamo cercando per vie legali di capire chi possa essere responsabile più o meno di questo licenziamento. Quindi tra l'LTM, che era l'azienda che aveva ricevuto l'affitto di ramo aziendale, e l'Abate che ci aveva ceduto. Sappiamo che 40 non dipendenti ma 40 famiglie sono già in serie situazioni economiche e a breve potrebbero aggiungersi quelli di una situazione al momento precaria dei punti vendita rimasti non venduti da parte dell'azienda Abate, e più quelli appartenenti al deposito e alla logistica in forza d'Abate, che sono 28, e altri circa 90 dipendenti degli uffici amministrazione. Quindi una catastrofe a livello lavorativo che potrebbe incrementare quello che già è stato il primo shock subito dai 40 dipendenti LTM.